Buongiorno, grazie Maura Manzelle per questo invito, grazie al premio Torta. Devo dire che mi avete spiazzato, sorpreso, in positivo, perché la vostra decisione è una decisione, diciamolo, poetica, se posso commentarla e avere la superbia di commentarla a caldo, e dà molto da pensare perché è una novità, non credo che sia mai stato conferito un premio a un complesso di una cittadinanza, a cittadini e cittadine, semplicemente per essere tali, no? E quindi significa davvero che per essere cittadini e cittadine residenti di Venezia bisogna essere eccezionali e meritevoli di premi, quindi pensate, c'è qualcosa davvero di straniante, e quindi complimenti a questa invenzione, proprio a questo scatto inventivo, poetico davvero, poetico nel senso di azione facitrice di invenzione di ciò che non c'era prima, di pensiero, ecco, in questo senso. Sapete, il problema, chiamiamolo così, con Venezia è proprio quello di essere anche a volte troppo poetici, perché è un premio tale che fa questo spiazzamento gioioso e che però anche responsabilizzante per ciascuno di noi, di chi vive qui, ecco, per cui ciascuno si merita un premio per il semplice fatto di vivere qui, mi dà molto da pensare, e però appunto questo scarto di lato inaspettato è un gesto poetico in un contesto al quale non viene richiesto di essere tale, mentre a chi lavora con le parole come me viene richiesto di essere invece, chiamiamo così, diciamolo così, definiamolo appunto, facitore di poesia, però il problema è che Venezia è già poetica e quindi spalmare poesia sulla poesia già esistente ha un nome che tutti conosciamo, è il kitsch, cioè è come verniciare una bella statua di porporina, di vernice d'oro, cioè la rovini, è già bella così, perché aggiungere bellezza alla bellezza e quindi io cerco di solito, insomma, di uscire dal kitsch, ma parlando di Venezia la sfida è enorme, perché appunto basta a se stessa. Maura Manzelle ha gradito, ha apprezzato, e le sono molto molto così grato, questo testo che ho scritto sulle onde. Ho catalogato così, insomma, senza pretesa ovviamente di essere esauriente, i tipi di onde che ci sono in città, che poi hanno, credo, molto a che fare con i temi che ha illustrato in maniera molto nitida nella sua relazione e contributo, insomma, che abbiamo ascoltato poco fa, perché sappiamo bene che le onde sono anche la condizione di esistenza, ma anche di distruzione della città, e lo sappiamo bene. Allora io, di fronte a voi che insomma sapete già tutto della città, io questo testo l'ho anche scritto pensando che sarebbe finito nelle mani di chi la città non la conosce fino in fondo. Vedo ancora tanta ignoranza, diciamo. È normale, insomma, anche il turista che si sporge in bacino e dice ah, guarda il mare, allora vorresti fermarti lì a dire guarda, non è esattamente il mare quello che vedi, cose così. Quindi ho cercato qui di portare qualche piccolo brano che non fosse poi così, che non contenesse quella divulgazione che mi sembra bisogna comunque fare. Era un brano anche destinato agli studenti e studentesse di architettura e non solo, ecco, quando l'ho scritto qualche mese fa. Per farvi capire, si parla in questo catalogo di onde laminari, l'onda laminare, l'onda piatta, si parla di dischi pluviali, dell'onda meccanica, l'onda specchiante, delle onde proiezioniste, le proiezioniste, onde che riflettono l'abisso, delle onde sgretolatrici,
delle onde isteriche, delle onde relazionali. Non lo so, posso scegliere qualcosa così, un po'. Ecco, proviamo la sfida proprio più forte, proprio dove ho veramente rischiato il kitsch, perché sono talmente belli i riflessi. Sapete, no, come si chiamano? I riflessi quando la luce rimbalza sull'acqua, e il riflesso che si forma ha un nome, secondo me non all'altezza della meraviglia che produce, perché è una parola un po' comica, gibigianna, quella si chiama gibigianna o gibigiana. E allora in questo piccolo paragrafo l'ho intitolato Il cinema delle gibigianne. Le onde dei canali interni hanno un talento cinematografico, o dovrei dire fotocinetico, perché muovono la luce sugli schermi architettonici urbani, le facciate dei palazzi e gli archi sotto i ponti. Sono onde proiezioniste, a cui piace riflettere i raggi solari disegnando strisce e bacchettine e reticoli di luce sulle superfici. Più che cinematografia ondosa, dovremmo chiamarla chimatografia, facendola derivare dal greco kimatos, onda, invece che da kinematos, movimento. Scrittura dell'onda, dunque, cimatografia, kimatos, cimatografia, anziché scrittura del movimento, cinematografia. Sto parlando delle gibigianne, il cinema delle onde, i riflessi vibratili che l'acqua produce su intonaci e mattoni. Le gibigianne architettoniche veneziane sono di due tipi, quelle che si proiettano sulle facciate dei palazzi e quelle sotto gli archi di pietra dei ponti. Le prime, che chiamerò le gibigianne brulicanti, sono degli spruzzi di luce sugli intonaci a picco sull'acqua. Possono assumere l'aspetto di bacchettine e stecche a mazzetti verticali che tambureggiano di luce i muri, come se l'acqua, proiettando quei riflessi, volesse suonare gli edifici che si inzuppano in essa. Le gibigianne rasentano le pareti esterne, ma possono salire in alto, fino al secondo e terzo piano, solleticando le facce inferiori di poggioli e balconi. Le seconde, e qui veramente ho rischiato il kitsch, proprio la sfida più grande, una delle sfide più grandi che abbia affrontato con le parole, anche in altri libri ne ho parlato, ma non con queste parole. Le gibigianne reticolari sono intrecci luminosi molto nitidi. Si formano quando la luce del sole colpisce un rio e rimbalza sotto l'arco di un ponte. Allora il riflesso si dispone come un reticolo di luce. In quei casi la superficie dell'acqua ama cartografarsi. L'effetto è una centuriazione di poligoni molli, inquieti, losanghe curve accostate una accanto all'altra, di cui si vedono solo i perimetri fatti da filamenti di luce che si muovono serpeggiando su quel soffitto curvo e rimangono molto ben delineati finché non arriva una barca che cambia completamente la conformazione delle onde e, passando, sgretola anche il loro riflesso. Allora la gibigianna si spappola in una purea di chiarori a chiazze più o meno dense, velature di luce poco brillanti. Bisogna aspettare che le onde si calmino e che l'acqua si riappacifichi, perché il disegno reticolare
sotto l'arco del ponte, si riformi a poco a poco. Vi posso leggere qualcosa che forse ha anche a che fare con i vostri mestieri, e allora posso scegliere questa. Vabbè, questo è un minuscolo paragrafo che si intitola L'onda specchiante, che è la più banale, no? Della quale potevo parlare. Però ve la leggo perché mi piace come va a finire, dove va a parare il discorso. L'onda specchiante, in generale l'onda specchiante discioglie Venezia e oltre a capovolgerla, la deforma, la fa dimenare, scodinzolare, ancheggiare. Cattura l'immagine della città rendendola omologa alle onde, la fa diventare oscillante. Un'ondificazione delle facciate che fa fluttuare l'aspetto esterno delle case. Intanto gli interni delle case stesse, le cubature spaziali di saloni e stanze, androni e soffitte, non possono contare sulla medesima elasticità apparente. Assistono con invidia alla mollezza delle facciate ondificate dai riflessi dei canali e tentano di imitarle deformandosi. Le pareti, gli architravi, gli stipiti, i soffitti veneziani sono sempre storti, in pendenza, mai ortogonali. Allora, vi dicevo, risparmio le onde sgretolatrici, che sono quelle del motondoso, perché le conoscete purtroppo benissimo, è uno dei paragrafi che ho scritto, è una delle categorie di questo piccolo catalogo delle onde, proprio l'ho scritto con un intento anche divulgativo, per far conoscere naturalmente a chi vede tutto bello, tutto meraviglioso, tutto incantevole, naturalmente la realtà delle cose. E c'è anche, ecco, mi trovo spesso, non so cosa ne pensiate voi, questa necessità della manutenzione che riguarda non solo, come dire, i palazzi, le case, il tessuto urbano e anche il tessuto sociale, ma anche l'informazione su cos'è questa città, come è fatta, il suo statuto lagunare, la sua staticità, la sua possibilità di sussistenza stessa. Va continuamente lucidato l'ottone della divulgazione, dell'informazione, della storia. Ecco, credo che sia un altro, insomma, per analogia mi permetto di metterlo accanto, insomma, al lavoro del restauro e della manutenzione. Finisco con un ultimo pezzettino, che è la parte finale di questo testo sul catalogo delle onde, e che si intitola Le onde relazionali. Ecco, che penso che noi veneziani e veneziane... Beh, ma non vi anticipo, ne leggo qualche brano così tagliato, ma insomma. Le onde relazionali. Quelle che si formano nei canali più larghi e in laguna danno vita
alle onde relazionali con cui gli esseri umani alla guida delle loro barche esprimono ostilità o gentilezza. Un motoscafo che sfreccia a manetta e mette a repentaglio la stabilità delle barche che supera, passando al loro fianco, o di quelle che viaggiano nella direzione opposta. Qui taglio un po', ma insomma. C'è tutto un galateo nella produzione delle onde relazionali. E quando ci si approssima a un'altra barca, si rallenta per non disturbarla con uno spostamento d'acqua molesto. Ci si parla in questo modo, producendo onde acquee al posto delle onde sonore vocali. È una bella immagine dei rapporti umani. Quando ci avviciniamo a qualcuno, continuiamo a imperversare nel nostro comportamento spontaneo senza tenere conto della sua presenza? Gli inviamo un'onda d'urto che potrebbe minare il suo equilibrio? O cerchiamo di ingentilire la nostra energia, la nostra spinta? C'è un modo di fronteggiare le onde per evitare di ribaltarsi, capottare, scuffiare. Pilotando una barca, l'onda troppo forte che ci viene incontro non va affrontata parallela allo scafo e nemmeno perpendicolarmente. Bisogna prenderla diagonalmente. Va evitato dunque lo scontro frontale con l'onda, ma anche l'urto di fianco, latitudinale. Il pericolo va combattuto di 3/4. Bisogna scongiurare la minaccia con una tattica obliqua. Essere sempre in allerta, pronti a deviare il tracciato con una repentina inclinazione. Rinunciare alla dirittura verso la meta, accettare di piegarla più volte in diagonale per risparmiarsi un incidente. Si procede alternando segmenti rettilinei e segmenti sbiechi, che in queste tempestive e continue correzioni di rotta sia racchiuso per caso un segreto sapienziale? Un'indicazione di salvezza?